quel sogno cos'è? Sarà perché coloro il mondo attorno a noi, qui il sole non ci lascia mai, se resterà in te, so che mai non ti perderai, se c'è un motivo tra di noi, so che mi parlerai, cambio canzone e poi, tra me e la vita quanto tempo c'è, voglio vivere a colori, colorare il mio destino, voglio un giorno senza fili, che mi muovono le mani, voglio vivere a colori, colorare il mio destino, e rubare un sogno e poi, lo sai, quel sogno cos'è? Arriva il momento della grande musica di Jalil Diabaté, eccoli! Ma che meraviglia questa musica, questi sound! Jalil Diabaté, che è il protagonista di un progetto molto importante con gli Afro Bugna Band, che vi sta vedendo davvero spopolare nella nostra città ormai da tanti anni. Infatti ormai è da circa 4 anni che esiste questo progetto, e poi ci siamo ritirati circa un anno intero che non abbiamo fatto live, per esempio, fuori, e poi questo di nuovo ci stiamo riproponendo, e già abbiamo alcune date già in programmazione. Ma che bello, è bellissimo. Senti, che strumento è questo qui? Questo qua si chiama la kora, è uno strumento tradizionale africano che è data da circa 10 secoli fa, perché è uno strumento tramandato da padre in figlio. Ma che bravo. Non è un strumento per tutti. Quindi, certo, sì. Anche perché immagino che sia assolutamente difficile da suonare. Complimenti e in bocca al lupo per tutto a Jalil Diabaté, Afro Bugna Band. Grazie Jalil, complimenti davvero.